Va ora in onda Potere al Popolo. No, ma perché quella siringa, scusa? No, io l'ho già fatta, la banacizzazione l'ho già fatta. Manca Simone 1, la banacizzazione, e Simone 2 dice che ne vuole 2. Ok, beh, 2... no, vabbè, sì, boh, poi bisogna chiaramente capire se si fa, dove si fa la banacizzazione, chiaro. Santa polenta, santa pazienza, signori, ma tutto questo serve a pompare quella che è la Pontida 2025, e questa domenica c'è la piccola Pontida, sì, perché si mangia lo spiedo padano a Rovato in provincia di Brescia a mezzogiorno, domenica 21 settembre, la grande Pontida dove non mancherà il generale Vannacci, e quindi dovete venire assolutamente, avete capito? Cioè ci stanno facendo pubblicità su tutti i giornali, pompa la bannacizzazione. Buongiorno, ancora buongiorno e anche buonasera per le repliche. La voce di Sammy Varini in vostra compagnia per una manciata di minuti fino alle 11:30. Non sono da solo, tra poco vi passo quello che potrebbe essere un collega di radio, perché mi ha confessato che la radio è la sua passione, nonostante sia giovanissimo. Abbiamo con noi Giovanni Dadda, è così Giovanni? Confermo Sam, grazie mille per avermi qui a casa tua. Ciao, ma certo, tranquillo, puoi metterti comodo, lì ci sono le ciabattine, la banacizzazione l'hai già fatta prima di entrare. Confermo. Bene, lanciamo la canzone indipendente. Intanto vi do una buona notizia: ogni tanto escono, e hanno aspettato che entrasse in onda Sammy Varin per farla uscire le agenzie. È stato arrestato il trapper Baby Gang, trovate 3 pistole, una con matricola Brasa, ma io che pensavo fosse già sotto le sbarre da tempo, invece vabbè, ne parleremo certamente. Subito, la canzone indipendente, signori, si balla, ma soprattutto lui è Stefano Zerbini, specializzato in house, progressive, fa un po' di tutto, ma ultimamente le sue melodie, i ritmi sanno sempre più di radio, ed è proprio dell'amore per la radio che parleremo tra pochissimo con Giovanni Dadda. Intanto Steve Zerbi Sound con Second Time. We were young, too proud to bend. Words like fire we couldn't defend. Left love lying in the cold. Hearts too stubborn, stories untold. I've walked miles through memories. Every street still whispers you and me. We said goodbye like it was fate, but maybe we just needed space. Now I see clear in the cloud. Time can't heal, but love can't hide. Could we get it right this time? Rewrite the stars we left behind. Now starting over, picking up a piece of stuff we didn't trust. We've grown, we both changed, but the feeling still remains. Maybe I was lost, now it's gone, and we're there a second time. I remember how you laughed that night. Coffee talks beneath soft city lights. Now your name still finds its way in conversations I replay. Saw your face the other night. Didn't say much, but it felt right. Maybe silence isn't goodbye, just a test before we try. Saw your face the other night. Didn't say much, but it felt right. Maybe silence isn't goodbye, just a test before
Pompa, Steve Zerby Sound con Second Time, un po' di ritmo non ci manca per la vostra giornata vannacizzata, certo, la voce di Sammy Varin, ma di un giovane, mica poi tantissimo, adesso ci dici quanti anni hai, Giovanni Dadda con noi, Giovanni, quanti sono gli anni? Sono già 28, Sam, io sono del 1997. Cacchiolina, allora però non capita spesso che un giovane, diversamente giovane, come Giovanni Dadda si confessi e dica: senti, nonostante tutto il periodo, ormai siamo schiavi del telefonino, del computer e della chiaramente massima situazione bella del computer che è poter farlo parlare, parlarci insieme, fargli decidere a lui tutto quanto, al computer. Nonostante tutte queste belle invenzioni, io preferisco la radio, io preferisco la televisione, io preferisco i mezzi di comunicazione, sto picchiando sul tavolo, fondamentali, storici, che magari possano ancora insegnare qualche cosa alla gente. Spiegami un attimo, perché hai fatto anche delle esperienze carine negli ultimi mesi che sono curioso. Cosa hai combinato nell'ambito dello spettacolo in questo periodo? Allora, in questo periodo, verso fine giugno, ho avuto la grandissima opportunità di condurre insieme alla grande Bianca Guaccero il famoso programma che prende spunto dal Teche Teche Te storico, Wow. che per la prima volta è stato condotto appunto da me e Bianca, ed è il Teche Teche Top 10. Che praticamente appunto io mi occupavo della top 10, quindi della parte diciamo degli ultimi 10-15 minuti finali del programma che insomma comportavano nel lanciare proprio dei dischi di cantautori italiani ma anche internazionali, quindi è stato veramente molto bello e ho imparato un sacco di cose, perché insomma ho imparato un sacco di aneddoti dietro canzoni molto famose, insomma è stata veramente un'esperienza surreale, perché poi vedermi sul divano con mia nonna insomma in televisione è una cosa veramente che mi ha molto emozionato. Allora qualcuno adesso magari ti sta guardando in radiovisione e ti riconosce pure, dice: ma sì, l'ho visto, avanti. Ma dai, Giovanni Dadda in TV, dove sei andato in onda? Su che canale? Siamo andati in onda su Rai 1 in prima serata. Il programma doveva andare in onda una volta alla settimana, quindi la domenica alle 8:35, invece poi ha fatto dei buoni numeri e quindi la Rai ha deciso di mandarlo a Carosello, quindi per 9 volte di fila, perché 9 volte sono appunto le puntate che abbiamo registrato. Dai, questa è una primissima esperienza importantissima, direi, che magari non ti aspettavi. Come dicevo prima, surreale, Sammy, veramente è stato incredibile. Ti sembrava un sogno? Un sogno, davvero, anche perché io poi arrivavo come dire, io ho fatto il producer per gli eventi, quindi ho lavorato molto, sempre a contatto con la gente, che comunque per me è sempre stata una cosa fondamentale, no? In tutti i lavori che ho fatto. Catapultato in televisione, quindi esatto. sempre il rapporto con la gente, ma in quel momento il rapporto è con una telecamera, con pochi personaggi che ci sono in studi, chi conversa con te in onda, chi ti guarda e ti fa segno, come noi che ringraziamo i nostri registi, Simone 1, Simone 2, per la pazienza. Mi dicevi questo amore per la comunicazione che hai, e questo amore in particolare per televisione, ma soprattutto per la radio. In effetti io ti ho invitato qui proprio perché uno che mi scrive mi dice: ma senti, a me piace tantissimo la radio, eccetera, e gli ho detto: ma vieni a fare un giro a Radio Libertà. Siamo una delle poche radio dove si può tranquillamente entrare. Chiaro che mi devi portare un salame lungo mezzo metro se non sei invitato, nel tuo caso ho fatto un'eccezione. Ti ho invitato molto volentieri. Perché la voglia di comunicare? Perché la radio? Allora, perché io arrivo comunque da un contesto in cui la comunicazione è sempre stata, diciamo, la parola chiave, no? Perché mio padre appunto è stato un comunicatore italiano e questa cosa l'ha trasmessa sia a me che alla mia sorellina, quindi siamo cresciuti con questa cosa di essere molto estroversi, di parlare comunque molto con le persone, insomma, no? Di proprio avere l'entusiasmo nel raccontare, di condividere le cose che si vivono. E questa cosa qua poi con l'andare del tempo mi ha portato appunto ad avvicinarmi a quello che è il mondo radiofonico. Infatti ho fatto anche delle bellissime esperienze su Radio DJ insieme a Andy e Mike, che vado lì a trovarli il sabato e la domenica e insomma facciamo interventi che riguardano la musica, lo sport o comunque le tematiche ricorrenti a quello che è il programma, ecco. Allora, attenzione, qui parliamo quasi di una mosca bianca, cioè un ragazzo che preferisce la radio
anziché i social. E attenzione, anche molte radio, troppe radio si stanno ormai socializzando su questo fronte, quindi sei più social che radio. Ti dicevo prima, ormai c'è la radiovisione ovunque, anche noi ce l'abbiamo, anche se più povera, perché altrimenti chissà che cosa succede se non hai la radiovisione. Dove si sta sbagliando secondo te in questo momento storico? Di cosa c'è bisogno? Perché siamo inondati di Instagram, se non sei su Instagram sei una merdaccia. C'è una via di scampo a tutto ciò? Si può davvero ritornare al stavo dicendo all'analogico? Magari, ragazzi, le bobine che girano per il notturno sono molto meglio dei computer che ogni tanto si bloccano. Chiusa di nuovo la parentesi. Cosa si può fare? Quale può essere la medicina per ritornare un po' noi stessi, per ritornare ad avere dei rapporti, per guardarci ancora negli occhi? Non sarebbe male. E per cercare di insegnare qualcosa al prossimo senza obbligarli a stare con un telefonino in mano dalla mattina alla sera. Ma sicuramente c'è bisogno, poi parlo magari per le nuove generazioni, no? Quindi secondo me c'è bisogno proprio di concretezza, soprattutto da un punto di vista di cioè purtroppo questo smartphone contiene di tutto, no? E quindi comunque le persone si isolano proprio perché vedono tantissimo contenuti e pensano che la realtà non abbia nient'altro da raccontare, no? In realtà purtroppo non è assolutamente così e tende ad alienarti e a tenerti insomma lì un po' nelle quattro mura o comunque a isolarti e avere un rapporto vis-à-vis col telefono. Questa è una cosa purtroppo triste e purtroppo ormai è diventata questa, purtroppo è la normalità adesso, purtroppo diciamo la verità, è così. E di conseguenza secondo me insomma ci vorrebbero stimoli nuovi, insomma bisognerebbe comunque come dire tornare un po' ai vecchi valori, che poi usare la parola vecchia è un po' improprio, però in realtà bisogna tornare un po' a il vedersi, il parlarsi, il condividersi, il raccontarsi, insomma, no? Il veramente, ma anche le cose molto semplici, no? Come stai, come è andata oggi, insomma, cosa fai nella vita, cosa vuoi fare, insomma, condividere con un amico, anche il parlare con qualche estraneo comunque, no? Ti permette anche di crescere, magari di portarti a casa qualcosa che cioè, ti richiede un po' il tuo bagaglio, qualcosa che magari non avevi prima. Ecco. Esatto, proprio quello che non fanno più i social, perché ce ne siamo accorti, l'intelligenza artificiale capta ogni cosa che tu cerchi e te ne presenta di nuove che riguardano sempre quel qualche cosa. Quindi se ti piacciono i gatti, ti continua a far vedere i gatti. Se ti piace il PD, continua a farti vedere il PD. Cose nuove, zero. L'intelligenza artificiale sfrutta, perché se ti piace questa cosa io te la faccio vedere. Nuove proposte, zero. Se ti piace quel cantante, solo quel cantante. Mentre magari c'è qualcos'altro a questo mondo, proprio quello che fa la radio in questo caso, Radio Libertà. E noi siamo l'ultima radio rimasta libera. Chiunque entra in onda lo può fare in qualunque momento del giorno o della notte, telefonando in diretta o mandando un messaggio WhatsApp. Guarda qui che casino, questi sono tutti i messaggi WhatsApp che stiamo ricevendo e che poi pian piano bisogna anche trasmettere, leggere. Sul cursore ad esempio, sentiamo questo, cosa ha da dire? Sono tutti qui che aspettano di essere letti e mi aspettano fuori se non li leggo tutti. Senti. Ciao Sammy, Lorenzo da Como, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Ma Sammy, non ti pare strano che la Russia, che è già un po' impantanata sul fronte ucraino, voglia aprire un altro fronte sul fronte polacco? Poi col fatto poi che anche la Polonia abbia richiesto subito l'intervento della NATO, anziché aspettare il piano di riarmo europeo, non ti sembra una manovra che serva appunto a favorire gli interessi NATO, potenziamento di armamenti, fabbriche d'oltreoceano in ambito bellico che vogliano fregare il piano di riarmo europeo, quindi le industrie europee? Non so, meditiamoci, buona giornata. Capito, ascoltatori complottisti. Senti quest'altro, Pietro. Sammy, hai notato che da qualche tempo non danno più la colpa a Salvini per qualsiasi cosa? Adesso c'è Trump o Putin, meno male. Pietro, zitto, che ci ascoltano i colleghi giornalisti. Assolutamente silenzio, anche perché Salvini è troppo impegnato a lavorare, da una parte per la Lega, dall'altra parte per l'Italia. Lei è un labourage, ma sta venendo bene.
bene. Ma perché venite a Pontida? Andate a Roma. Lo so, questo è uno di quelli che vorrebbe incendiare il Colosseo. Dai, sei rimasto indietro. Elvigo, non voterò mai per un presidente dei traditori di Forza Italia. Fratelli d'Italia, potrei votare solo Giorgia Meloni, solo se giurasse di smetterla di inciucciare con la Wonder e con Zelensky. Forza Lega, compreso Vannacci, che è una marcia in più. Assolutamente sì. Buongiorno, occupi una casa? Oggi ci siamo noi a fartela liberare immediatamente. Vorrei sapere se questa nuova legge vale per tutte le case, privati compresi, o solo per la casa popolare. Brava Pina, andremo a fondo alla situazione. Intanto a Roma li vedete questi giganteschi poster targati Lega che raccontano molto efficacemente il nuovo decreto sicurezza. Sì, allora diamo appuntamento a Giovanni D'Adda, magari proprio su queste frequenze prossimamente. Giovanni, pensa magari se c'è un programma che ti piacerebbe condurre, un qualcosa che secondo te manca alla radio di oggi. Te l'ho detto, noi siamo una delle ultime radio ancora libere, qui si può fare qualunque cosa. Se hai delle idee e se hai coraggio per trasmetterle, questo è il tuo microfono. Pensa. Grazie mille, Pensa, Sammy. non si sa mai. Ragazzi, magari ce lo sentiamo prossimamente su queste frequenze. Giovanni D'Adda, magari ti troviamo anche sui social. Ci sei? Su Instagram? Assolutamente. Scrivo Giovanni D'Adda? Il profilo è G_IOVANNINO, Giovannino con la G e il trattino basso e la I. Ho capito, non ti troverò mai. Grazie. Giovanni D'Adda, 5 minuti con il Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, non riesco più a dirlo, vannacizziamoci, ma soprattutto varinizziamoci, perché siete con Sammy Varin, 5 minutin con il Sammy Varin per gli appuntamenti da non scordare targati Lega. E prima di Pontida e prima dello spiedo padano di questa domenica c'è l'inaugurazione della nuova sede della Lega sezione Valle Cerrina. Siamo in provincia di Alessandria. Domani, venerdì 12 settembre alle 18, si inaugura questa nuova sede con il grandissimo capogruppo della Lega alla Camera e segretario regionale Lega Piemonte, onorevole Riccardo Molinari. Ma arriva anche il responsabile del Dipartimento Lega Gestione Faunistica e Attività Venatoria, onorevole Francesco Bruzzone. Il territorio con l'assessore Bussalino, il consigliere regionale Protopapa, l'onorevole Lino Pettazzi, segretario provinciale della Lega. Domani ore 18, Cerrina, provincia di Alessandria, Valle Cerrina, nuova sede della Lega. Si vota, si sta per votare fine mese in Valle d'Aosta e gli appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio con chi si candida, chi ci mette la faccia, chi vuole fare buona politica in Valle d'Aosta non mancano. Ad Antei Sant'André alle 18:30, proprio quest'oggi, giovedì 11 settembre, arrivano i candidati della Lega presso il bar La Capanna. A Donnas, sala polivalente, ore 21, sempre questa sera, i candidati della Lega. Vannacci, venerdì 12 settembre, domani a Pisa, presso il ristorante Al Piattello, con moderatore l'onorevole della Lega Edoardo Ziello. Roberto Vannacci, un'altra Toscana è possibile. Presentiamo i candidati al Consiglio regionale della Lega proprio domani, venerdì 12 a Pisa, ristorante Al Piattello, ore 18 chiaramente. Posso dirvelo, ci sarà un casino della miseria, ve l'ho detto. Serata.lega, questa sera per chi ci segue da Milano, l'appuntamento è nella sezione della Lega di via Vespri Siciliani numero 12, questa sera, giovedì 11 settembre, ore 21. Milano ha bisogno di visione, energia, partecipazione, una serata organizzativa dedicata a chi vuole essere protagonista del cambiamento, per costruire insieme una squadra forte, definire le priorità, raccogliere idee e delineare
delineare le prime azioni concrete. Ci vediamo questa sera, ore 21, via Vespri Siciliani 12, Milano. I poster della Lega, scippi in metro, ora finisci in galera senza scuse. E la foto di Lady Scippo, 150 furti, 11 figli, 0 giorni di galera. È finita, cara scippatrice. Stiamo a vedere, prima di tutto, che fine fanno questi poster affissi in quel di Roma. Sono molto molto curioso. Gli appuntamenti targati Lega li trovate sul sito legaonline.it, ma anche qui su queste frequenze. E sabato 13 settembre il generale Roberto Vannacci si vannacizza con voi presso il bar La Ruota Bagni di Lucca, ancora Toscana. Un aperitivo con Roberto Vannacci dalle 16:30 alle 18:30 questo sabato 13 settembre. Gli eventi targati Lega certamente li trovate girando sul web, seguendo Matteo Salvini, seguendo Lega Salvini Premier. Questo venerdì 12 settembre si vota, lo sapete, a fine mese anche nelle Marche, e Renzo Marinelli vi aspetta nella cena aperta a tutti, ore 20, appuntamento presso Torre del Buon Gustaio a Camerino, con una cena in un'occasione di confronto e di condivisione di idee. Renzo Marinelli vi aspetta questo venerdì 12 settembre. Certo, i gadget di Radio Libertà, il portachiavi bruciacchiato, con scritto Radio Libertà, quello con l'effigie di Sammy Varin, da collezione, non ce ne sono molti. Questa domenica 14 settembre siamo a Rovato, in provincia di Brescia, al pranzo di Radio Libertà, a cui partecipa anche Radio Libertà, ma soprattutto il pranzo delle sezioni insieme di Rovato e circondario. Politici nazionali, politici locali. Questa domenica 14 settembre a Rovato, in provincia di Brescia. Chiaramente cercate la Lega di Rovato per tutte le informazioni. E poi la Pontida nazionale di domenica 21 di settembre. Abbiamo inquadrato alcuni gadget che vi aspettano allo stand di Radio Libertà sul Sacro Pratone. È chiaro, anche qua, signori, legaonline.it, prenotate il vostro pullman. Da tutta Italia partono i pullman per portarvi domenica 21 settembre al grande raduno della Lega con tutti i big della Lega, ma cominciamo a saperne di più in questi giorni. Non soltanto, arriveranno anche dall'Europa. Io mi fermo, avrò modo di approfondire ancora domani e nei prossimi giorni. L'evento dell'anno targato Lega vi aspetta, ma soprattutto vi aspetta il prosieguo delle trasmissioni di Radio Libertà. Ci vediamo domani? Eh sì, sono ancora qua. Alle 7:30 è una minaccia. Torniamo in rassegna stampa. Avete ascoltato